Grazie mille, complimenti per l'organizzazione ottima. Grazie Sindaco, grazie Assessori. Una cosa che ci tengo particolarmente a dire è che parlo io, ma come parlassero 11 persone che sono i miei più diretti collaboratori del direttivo del Motori. Non c'è da darsi merito in più o meno a nessuno, tutti uguali, tutti gran lavoratori, gran ragazzi. Lo facciamo con una passione pura. Quindi intanto, visto che siamo qui perché il Sindaco ha altri impegni istituzionali, volevo darti un ricordo della nostra manifestazione. Ecco, il Motori all'amministrazione comunale, perché anche quest'anno sono stati collaborativi. E io ho fatto anche questa robetta qui, gagliardetto da tenere magari non nell'ufficio del sindaco, magari in qualche... nell'ufficio del sindaco, perfetto. Bene, allora due parole anche da Rudy, poi credo che i motociclisti si accingano a partire. Sono molto confermato, questa è una manifestazione alla quale non posso mancare. Sono anni che vengo qui dalla prima edizione e spero di venire ancora per tante altre persone stupende, macchine stupende, macchina organizzativa stupenda, complimenti a tutti. Io partecipo a bordo di una scammata Ferrari insieme a Francesco Tosetti, abbiamo il numero 1, il tifo per noi, anche solo dalla gara. Ciao ragazzi, buon divertimento a tutti, grazie. Ecco, io vorrei anche due parole dei due assessori, perché la macchina organizzativa comunale va avanti anche con gli assessori. Quindi cominciamo da Mattia Marello. Grazie caro. Comunque io ho pochissime parole, la piazza parla da sé, tante persone, però devo ringraziare voi perché comunque questo tipo di manifestazione parte sempre un anno prima. E quindi so cosa c'è dietro a tutto questo, quindi complimenti e bravi, complimenti. Grazie Presidente, non aggiungo nulla, è un'emozione soprattutto per chi ha la mia età vedere certi gioielli, sogni della nostra infanzia e attuali sogni, e quindi a parte vedere Cavarzere arricchita di gente, di motori, di festa, veramente vedere queste macchine è un'emozione, mi riporta a sogni veramente belli. Grazie, buona giornata, buon giro, buon pranzo e grazie a tutti. Grazie a tutti. Due parole anche da una signora che 3 anni fa è stata l'artefice di tutte quelle belle fulvette che abbiamo visto in onore del 50° anno della vittoria di Sandro Morano. Francesca Fasetti, due paroline. Aver collaborato con voi mi fregia di un bel onore e che porterò sempre nei cuori. È stata una bellissima manifestazione quella, ma sono sicura che seguirete sempre con questo standard, quindi anche oggi abbiamo altre tematiche, ma tantissime belle macchine, tanti iscritti, significa che è una manifestazione apprezzata e che fate sempre un gran bel lavoro. Complimenti. Sì, manifestazione apprezzata, molto... Vabbè, Sindaco. Concludo io. Allora, da parte dell'intera amministrazione, ma soprattutto della città di Cavarzere, facciamo un piccolo omaggio al Motoring Club Classic di Cavarzere per tutto quello che fate e per portare il nome della nostra città in giro per l'Italia. È un pensierino, mi auguro che possiate lasciarlo nella vostra sede, nella mostra, a dimostrazione della collaborazione che in questi anni ci ha visto collaborare e ci auguriamo di poter collaborare per tanti anni. Grazie mille e buona domenica a tutti. Grazie a tutti voi, grazie. A dopo.
Luciano Morani alla Monoru 1002 GS, storico questo Python 500 della Motobus 1954, seguita dalla Vespa X 200. Che ha rilevato l'eredità di quella che era con la sua Tuetto Spider. Anzi, la terza parte del raduno, abbiamo una Porsche, sta arrivando con tutto a posto Fabio, tutto a posto Massimo, quanto va? Benissimo, benissimo, adesso va, scendiamo, come c'era anche Rudy, abbiamo il piacere di avere un amico, un grande amico, un maestro, Rudy Dal Pozzo, navigatore ufficiale di tantissimi piloti, pluricampione europeo e italiano. Grande amico di Arnaldo Cavallari. Vedo anche un altro signore che conosco, l'Adriotto Doc, Guido Piva, che per chi non lo sapesse, la passione per i rally me l'ha trasferita quel signore là, quando mi legava sui tubi della scuola che aveva e mi portava a spasso. Vieni Guido, vieni avanti. Vieni qua. Volevo anche presentarvi fisicamente, quindi Grazie a tutti. della parte di
ringrazio Fabio che ci lega da questa passione da tantissimi anni, troppi anni. Ti ringrazio di essere ancora qui con il tuo raduno per passare per le nostre strade. Tu sento anche una scenografia bellissima oggi ed è molto 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 bello. A nome del nostro club, di tutti, io rappresento con molto orgoglio un piccolo presente per l'amministrazione comunale, questo per l'ufficio del sindaco che deve fare. Grazie per la disponibilità, adesso arriveranno tantissime altre macchine, perché circa una sessantina di macchine, tra cui delle bellissime auto da corsa che veramente notevoli, e quello che è più bello che è delle ABAC storiche, da 600.000, quelle che più barbavano, ne prendeva. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so. Un applauso al signor Gallo. Poi abbiamo la motocicletta più vecchia, lo cito, ma purtroppo ho dovuto fermarsi. È la numero 10, un Guzzi Airone 250 del 48, il signor Trombin Massimo. Un applauso al signor che consegneremo noi nei prossimi giorni. Poi abbiamo la motocicletta regina del raduno, quindi la motocicletta che si è distinta per un sacco di motivazioni. Praticamente durante le iscrizioni il direttivo ha visto le moto e con le votazioni è uscito un premiato praticamente. La motocicletta è la numero 1, l'Africa Twin 750 del 1991. Poi abbiamo la motocicletta Lady, quindi una donna che si è distinta in moto, è la numero 13, la Cagiva Raptor 650, spina rossana chiara dell'83. Doppio applauso. Sarebbe... attenzione alla catenetta, grazie. Poi abbiamo il Centauro più giovane, bisogna incoraggiare i giovani perché qua a un certo punto non avrà più nessuno di raduni autostorici. Quindi il Centauro più giovane, il numero 16, una Vespa PX 125, il signor Iacco Stefano del 2006, che è già vecchio. Grazie. Camera. Grazie Stefano, continua a partecipare, se no qua rimaniamo in 4. Porta amici. Poi abbiamo il Centauro più esperto, perché non si può dire diversamente, il numero 38, una moto Guzzi Imola V35, il signor Putti Gianpietro del 1934. Un applauso al signor Putti. Grazie mille signor Putti. Grazie.
Poi abbiamo la motocicletta più simpatica, anche qui con il direttivo abbiamo fatto un consulto delle moto viste e la motocicletta più simpatica, che non è proprio una motocicletta, ma comunque insomma era il mezzo esatto, il più particolare, è il numero 58, è una Can-Am BRP Spider del signor Bellan Claudio di Valli di Chioggia. Eccolo qua. È una moto, se avete vista, che ha 3 ruote, ha 2 ruote davanti e una dietro, insomma. Bravo. Okay. Un applauso ancora a questo Claudio. Ok, andiamo avanti con i gruppi. Allora, il terzo classificato dei gruppi più numerosi è composto da 3 centauri, è il Club Dogaletto. Un rappresentante del Club Dogaletto. Dogaletto, eccolo qua. Buongiorno. Il signor Leonardi, Club Dogaletto, 3 centauri. Fotografia. Il conducente più giovane quest'anno è del 2004 è il signor Daffré Christian su Alfa Romeo 164. È la macchina più vecchia di Italia. Secondo anno consecutivo. Non nasce nuovi piloti, Grazie. Poi abbiamo l'automobilista da più lontano. L'automobilista più lontano ha fatto 345 km, viene da Monvalle Varese e con una Lancia Fulvia Coupé, il signor Gini Danilo, sperando che ci sia. Gini Danilo. La conducente, lei più esperta è di Rosolina, ha un Audi TT Cabrio, la signora Martinello Gianfranca. La signora Martinello Gianfranca. Poi invece la conducente lady più giovane è la signorina Zagolin Giulia con una Fiat Osi 1200 Spider, che tra l'altro è anche una macchina rarissima. Giulia Zagolin, eccola qua. Grazie Giulia, continua così, che avevo bisogno. Allora, prima di dare via gli ultimi 3 premi, volevamo dare un omaggio al ragazzo che ha fatto le riprese con il drone. Mi sfugge il nome, porta pazienza. Willy è il ragazzo che vi ha seguito con il drone, poi fra qualche settimana verrà fuori il DVD, lo troverete sul sito per chi vuole acquistarlo, oppure potete passare dal nostro club e potete averlo. Ci saranno immagini anche sul sito, insomma, dopo anche sui social, quando sarà pronto il video metteremo tutto, insomma, ecco. Ci saranno sia dei video statici, cioè dei video, scusate, da terra, sia dei video aerei, insomma, abbiamo cercato di dare il massimo possibile per divertirci anche dopo il raduno, insomma, ecco. Ok, grazie per la tua presenza. È il nostro fondatore, Francesco, che consegna il premio Valeria Rubini, che è la moglie. Valeria Rubini. Scusate, ma siamo troppo coinvolti. Eccolo qua, eccolo lì. Grazie, complimenti per la macchina. Ancora scusa se ti ho stalkerato prima, ma pensavamo fosse una coppia. Ok, questa è Valeria. Francesco Pacchiera è stato il nostro fondatore, è stata una persona eccezionale che ha accompagnato tanti anni e è mancato per Covid nel 2021. Scusate. Ci segue là. Valeria consegna. Grazie a Nicola e complimenti per l'auto perché è bellissima, insomma, ne merita. Allora, 2 parole, grazie a tutti, veramente, grazie ai ragazzi e grazie a tutti. Tra l'altro anche Valeria è la nostra colonna portante, ha fatto tutte le iscrizioni delle moto, è comunque stato il nostro, insomma, è stata la nostra nave scuola, insomma, fra Valeria e Francesco ci hanno dato una gran mano ad arrivare qua, anzi l'unica mano che abbiamo avuto. Più stravagante, quest'anno abbiamo fatto un premio dedicato a mio padre, che è mancato a gennaio per anzianità. Mio papà era un personaggio molto stravagante nelle sue costruzioni, costruiva moto, macchine
aeroplani, motoscafi, ha costruito tante cose, ha partecipato a dei ride a motonautici, ha fatto un po' di tutto, faceva i carri allegorici, è stata una persona che ha sempre costruito tutto con materiali di risulta, quello che voi buttate nei bidoni o nelle discariche lui raccoglieva e costruiva qualsiasi cosa, da biciclette pedate a mano, a monocicli, a ciclomotori. Ha costruito negli anni 80 un monopattino elettrico che adesso tutti usano, mai brevettato, il drone sempre negli anni 80, insomma tantissime cose che non sto qui a elencarvi. E è mancato a gennaio per anzianità e abbiamo dedicato questo premio, insomma, grazie al direttivo che mi ha chiesto di fare questa cosa. Allora, per giudizio del direttivo, praticamente non siamo riusciti a trovarne una sola, ne abbiamo trovate due, però abbiamo dato un primo e un secondo. Allora il secondo posto è il maggiolino grigio, bianco e rosso che avete visto in parcheggio e anche durante il raduno, e il numero 53 Schianta Moreno, è un maggiolone del 1973. Moreno, la confezione con i bicchieri del nostro club, grazie di aver partecipato. Moreno si è comprato la macchina, si è smontata da solo, si è fatta tutta da solo come la vedete, dagli interni e esterni, tutto quello che vedete ha fatto tutto lui, quindi insomma è anche da ammirare come appassionato e amico, insomma, ecco, del nostro club, e tra l'altro è anche un socio, e così insomma un applauso a Moreno. Il primo premio è un premio che ha offerto un artista di Portoviro, si chiama Ettore Calegaro, detto Blaster. È un ragazzo che fa i filetti sulle moto, sulle macchine, fa i pinstriping, non so se conoscete, è un'arte degli anni 50 americana, e gli abbiamo chiesto di fare un premio per noi che esaltasse quello che volevamo fare, insomma la stravaganza del veicolo che volevamo premiare, e gli abbiamo fornito un vetro laterale di un maggiolino e praticamente lui l'ha dipinto con quello che erano le nostre direttive, la frase che io gli ho scritto: trofeo Beppino 2000, perché mio padre ha costruito nel 69 un'auto da corsa tipo una specie di Formula 1 e l'ha chiamata la Beppino 2000, che era fatta con l'avantreno di una Isetta, di un isocarro, e il retrotreno di una Fiat 2100 e il motore 2100. Con questa macchina hanno fatto i gari allegorici a Cavarzere nel 69 e hanno fatto praticamente una macchina da corsa davanti che trainava un motom con una morte alta 5 metri che pedalava e muoveva la falce. Era il momento in cui i piloti di Formula 1 morivano e quindi era rappresentata chiamata la grande corsa, cioè la morte che correva dietro al pilota che andava a fare Formula 1, insomma. Questa macchina non c'è più, però sono tutti gli anni, e si chiamava la Beppino 2000 e con questo premiamo l'auto più stravagante, che è la numero 32 di Melcarne Francesco, che è un maggiolino che avete visto, è quello giallo con un finto rat. Francesco è anche lui socio del nostro club, è di Due Carrare, è una persona che si è comprato una macchina, un maggiolino qualche anno fa, è venuto da noi per dei ricambi e praticamente quando ha iniziato a restaurare la macchina, ha tagliato il fondo, si è accorto che non uscivano le faville di ferro, la macchina è stata restaurata in vetroresina praticamente. Quando ha visto questa cosa ha detto la butto via, e invece gli è venuta la malsana idea di partire e fare un veicolo particolare. Nel gergo di quei mezzi lì, nel gergo delle macchine americane, si chiama Rat Road, è praticamente un veicolo costruito con anche quello con parti di risulta e salvando la macchina con quello che si può avere. Lui l'ha fatta, ha fatto le sospensioni ad aria, si è fatto quasi tutto da solo praticamente, e insomma l'aerografato, tutto quello che vedete nella macchina è venuto dalle sue mani. Lui è uno che sa fare tutto, praticamente io l'ho conosciuto qualche anno fa, ma è un mago su tutto, e ci ha fatto piacere potergli consegnare questo premio, a maggior ragione. Grazie Francesco. Grazie. No, voglio devolvere, siccome ci darà un premio in denaro, no. Voglio devolvere parte del premio al ricambista per farabutto. Sarei io il ricambista. Comunque grazie a tutti, grazie ai premiati. Shake,
In this farewell, there's no blood, there's no alibi, 'cause I've drawn regret from the truth of 1,000 lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become, erase myself and let go of what I've rest what you thought of me while I clean this slate with the hands of uncertainty. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become, erase myself and let
Chanda Paul. So me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Chanda Paul say, well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa you can be.